faccia altrissi in campionato contro un avversario di rango in una sfida tra matricole che tutto vogliono fare meno che soffrire in questo campionato. Amici di Sportisili, buon pomeriggio, anzi buonasera da Carini, da Francesco Cammuca per la sfida di campionato di Serie B Girone H tra il Mistral Carini e il Marsala Futsal. Si può giocare con la palla giocata in avanti, con il controllo da parte di Gabriele Barcellona, poi la conclusione parata da Giglio, primo tentativo della gara, poi cercata qui la corsa da parte di Pacchi, fermato, Muro, guarda la porta, l'assist vincente per Nino Cascino che sblocca il risultato, è 1-0 subito per il Mistral Carini. La Rosa, Marsala che ha subito mandato nella mischia il suo straniero, mentre intanto Muro, conclusione che attraversa tutto lo specchio della porta. Già sbloccata la partita dalla rete di Cascino, opportunista sul secondo palo, qui Barcellona riesce a passare, ancora Barcellona fermato, Patti, la respinta di Giglio sempre molto presente, Tendero, conclusione ancora, Pepe Giglio a dire di no, Muro, serie di finte su Tendero, poi la palla da Cascino che prova in qualche modo a tenerla, la tiene, gran giocata di Cascino, poi la Rosa, in spaccato il portiere, ma non può nulla su Muro che fa 2-0 qui, bravissimo Cascino a costruire, bravo però l'estremo difensore marsalese a respingere sui piedi però di Salvo Muro, 2-0. Barcellona che vanta il titolo vinto l'anno scorso, mentre intanto Giglio vola su Tendero, nuovamente la Rosa, prova a passare la Rosa, serie di finte, evita Pierro, ancora la Rosa passa, tocco per Muro, la respinta, poi non riesce il tap-in a Dopico, la Rosa cerca sempre di abbreviare i tempi della giocata, Filippo Giangrande, qui la Rosa con la gran giocata dentro Muro, steppato, si scontrano in tre, chiuso, poi Foderà, Giangrande, la palla per la Rosa, servizio dentro, Muro, alle stelle Muro, Pierro, Tendero col velo che non viene raccolto dai compagni, Palazzotto, fermato, arriva Pierro a chiudere, poi c'è spazio per l'avanzata di Foderà, Tendero con la conclusione respinta da Giglio, serie di finte, Cascino prova a passare, la fa scorrere, la paratona di Taormina, De Bartoli, Patti, De Bartoli con lo scambio che non si chiude, poi la palla rimane lì, conclusione, e palla che si perde fuori con Patti che non riesce a concretizzare. Muro accelera su De Bartoli che allunga i tentacoli, poi Palazzotto per Muro, la sterzata, Muro fermato, arriva Palazzotto, c'è il fischio e dovrebbe essere calcio di rigore dalla mezzaluna e poi il fischio, Dopico contro Taormina, Dopico la tocca Taormina ma non la può, è il gol del 3-0 per il Mistral Carini, blocco di Patti su Gianbanco, poi Barcellona per Patti, Tendero prova a scartare su Palazzotto, gran conclusione, grande parata di Giglio, 13 secondi, Patti attende l'arrivo di Tendero, lo chiude Palazzotto, poi si gira e calcia, ancora Pepe Giglio, Patti, pallone per Barcellona che prova a muoversi, ancora Barcellona, chiuso, calcia sull'esterno della rete Gabriele Barcellona. Dunque si allarga, intanto Gianbanco fermato, ancora Gianbanco, l'uscita di Taormina e poi la palla che va fuori, Cascino, le finte, Cascino chiuso da Pierro, Dopico, punta Pierro, Dopico, sinistro, deviato! E la deviazione da parte di De Bartoli, decisiva ai fini di quello che è il gol con cui il Mistral Carini si porta sul 4-0, manca ancora tanto, 13 minuti 19 secondi, Cascino, sinistro,
sopra la traversa Nino Cascino, lo stava per rifare brutto. Poi Palazzotto, scontro con Barcellona, si gioca, Giangrande dall'altra parte, 2 contro 1, Giangrande, palla perde Pico, la respinta di Taormina. Giglio, lungo su Dopico, c'è lisce di Patti, Dopico dentro! E la rete del 5-0 del Mistral Carini, la firma Palazzotto. Qui l'errore di Patti fondamentale, bravo a farsi trovare pronto Mike Palazzotto, e time out chiesto da coach Giacalone. Palla in avanti intercettata, poi alla meglio il Mistral, Muro se la allunga troppo, alla meglio allora dall'altra parte il Marsala, 4 contro 2, conclusione deviata, palla in angolo sul tentativo di Patti, Pierro, Patti, ancora Pierro, Tendero, non collassa la difesa, poi Barcellona, tiro deviato, arriva Foderà, pallone che rimane lì, e alla fine Barcellona con deviazione trova la prima rete in questa partita nel Marsala, che si porta sul 5-1. Tendero, Pierro, ancora Jesus Tendero, dall'altra parte Barcellona, la sensazione del gol, Foderà, palla alta, se lo divora qui Foderà, Patti, Tendero, palla dentro, in qualche modo Giglio, poi Patti la controlla, calcia, e la palla passa in qualche modo, ed è buona per Alessandro Patti, accorcia ulteriormente le distanze del Marsala sul 5-2. Qui la pressione di Muro con la porta vuota, Muro, palla dentro, Cascino, 6-2, qui un'ingenuità del Marsala regala a Nino Cascino il gol. Di nuovo 4 lunghezze, Cascino la recupera, ancora Cascino, solata su Pizzo, gran giocata, Cascino, non ci sono più parole per lui, l'ha segnato a porta vuota, per carità, ma lo scippo e la solata di Nino Cascino valgono, qualora ci fosse, il prezzo del biglietto. La rincorsa da parte di Muro che guarda la porta, non perfetto Taormina, 8 è il numero di Muro, 8 anche i gol del Mistral Carini che vola sull'ottovolante, 8-2. Ancora Tendero, lungolinea, Barcellona la difende contro Giangrande, ennesimo duello tra i due, palla per Tendero, Giglio che poi calcia via il pallone, che bravo Giglio anche oggi. Patti, l'intervento di Palazzotto, grande giocata ancora, Muro, guarda la porta, ancora Muro, e sono 9 per il Mistral, che allunga ancora con l'ennesima grande giocata di Muro. La rincorsa di Muro molto lunga, fischia l'arbitro, Muro! Un bacino al palo e palla dentro ancora, un pazzesco salvo Muro. Sterza, lo ferma Palazzotto, poi Megna per Giambanco, la sterzata, Giambanco ancora, Giambanco calcia, respinto, ma finisce qui. Il Mistral Carini vince, anzi stravince contro il Marsala Futsal, finisce 10-2.